Grazie alla collaborazione tra il Cesare e il Centro di Formazione Professionale San Gaetano, ecco un interessante corso professionalizzante rivolto a chi fosse affascinato dalla cosiddetta arte bianca, il patrimonio di conoscenze di cui sono straordinari interpreti i nostri panificatori artigiani. Il vostro sogno è sempre stato quello di aprire una pizzeria al taglio o un panificio, ma non sapete come fare? Avete voglia di reinventare il vostro futuro e magari di farlo nell'ambito dell'arte bianca? Questo corso fa per voi. Si tratta di un percorso formativo di 600 ore suddiviso in due parti, 300 in aula e 300 di stage presso aziende del settore. Attivato grazie alla collaborazione tra il Cesar, struttura formativa di Confartigianato Vicenza, e l'Istituto San Gaetano, si distingue sia per i contenuti di carattere pratico, fondamentali quando si parla di panificazione, che per il titolo finale rilasciato al superamento dell'esame conclusivo. È un corso di formazione rivolto a persone adulte, persone che hanno finito la scuola, persone che sono anche disoccupate e che serve a professionalizzarle in questo mestiere antico e piacevole, diciamo, importante, richiesto anche a livello di associazione di categoria, per creare una figura professionale che sia il più possibile spendibile, immediatamente spendibile poi in azienda nel mondo del lavoro. L'addetto all'arte bianca è colui che si occupa della preparazione di pane, prodotti da forno dolci e salate, pizze e simili. Durante le ore in aula quindi si prenderà confidenza non solo con le materie prime, quali farine e lieviti, ma anche con strumenti e macchinari che poi si andranno a maneggiare e ad utilizzare durante lo stage aziendale previsto dal programma. Una volta superato l'esame finale, il titolo ottenuto, un attestato di qualifica di terzo livello europeo rilasciato dalla Regione Veneto, sarà immediatamente spendibile non solo sul territorio nazionale, ma per chi vorrà cogliere opportunità lavorative all'estero anche in Europa. Altro aspetto importante è che tale qualifica vale anche come certificato di abilitazione nell'eventuale apertura di un'attività in proprio. In esito a questo percorso le persone che lo frequentano avranno anche il titolo, appunto, per il titolo REC, così ancora chiamato, no? Per la somministrazione di bevande e di cibo, corso che chiunque volesse aprire un'attività in proprio deve sostenere prima di poter aprire questa attività. Attenzione, il corso prenderà il via a fine ottobre e quindi è necessario che gli interessati si attivino quanto prima per l'iscrizione. Tutte le indicazioni al riguardo possono essere richieste all'Istituto San Gaetano o al Cesar.